Queste rose qui davanti al portico hanno la mia età, mi ricordano la mia infanzia, le ha piantate mio padre e mia madre quando ero piccolo. Le annuso perché mi piace assaporare il profumo delle rose che mi ricordano certi miei vini. Di questo monte io conosco ogni metro quadro, in quanto io da ragazzino praticamente quella volta non c'erano computer, i nostri giochi erano tutti nel bosco dove si andava a giocare agli indiani, si facevano gli archi, le frecce. Il passatempo di noi ragazzini a quei tempi era andare giù nel torrente, nel paddock giù in basso, a pescare i gamberi che ci sono ancora, infatti mia moglie è andata con le classi e ha detto che ci sono ancora. Io sono nato nel 1949, nel 1954 abbiamo fatto l'ultima vendemmia del Moscato Rosa, un vitigno molto particolare. Io ero di guardia alla spina, dovevo chiuderla quando si riempiva il recipiente e praticamente prima con il dito e poi con un bicchierino, assaggiando, mi sono preso la prima ciucca. Quella fu l'ultima vendemmia di quella vigna del Moscato Rosa, perché poi il 26 ottobre 1954 il memorandum di Londra praticamente divide la mia proprietà, la vigna rimane in Jugoslavia e anche la casa è divisa a metà. Avevamo la cucina in Italia e la camera da letto in Jugoslavia. A quel punto mio padre ha deciso che appunto questa situazione era insostenibile e una sera, una notte, abbiamo abbandonato la casa, abbiamo portato via le mucche che avevamo e siamo andati a abitare da mio zio a Rabuiese. Finalmente a settembre la situazione si sblocca e Italia e Jugoslavia si mettono d'accordo e decidono dove la casa deve rimanere. Per fortuna rimane in Italia, il confine gira tutto attorno alla casa, l'unica cosa in Jugoslavia rimangono 27.000 metri quadri di terreno. Tutto a posto, invece no, mancava una cosa importante, mancava il maiale che noi avevamo lasciato e chiaramente mio papà lo voleva. Un po' di discussione tra gli ufficiali jugoslavi e a un certo punto hanno mandato 4 militari jugoslavi a prendere il maiale con una corda e lo hanno scortato e accompagnato lungo il sentiero giù per la collina fino nella nostra stalla. Il maiale era in ottima forma, cioè nonostante i 2 mesi passati nella loro stalla lo hanno nutrito per bene, per cui era anche ingrassato. Trieste ha una storia plurimillenaria di olio extravergine d'oliva. Io produco un blend prodotto con 5 varietà di olive, cioè Bianchera, Carbona, che sono le 2 varietà autoctone tipiche del territorio di Trieste, poi Lecino, Pendolino e Frantoio. Dopodiché produco un'altra linea che è la Bianchera in purezza. Ho 162 piante di olivo e produco dalle 1000 alle 1500 bottiglie di olio in totale. Io produco 4 tipologie di vino, che sono i vini autoctoni che fanno parte della tradizione vitivinicola mugesana. Mugesana è istriana, per cui la Malvasia istriana, il Refosco, il Moscato bianco e giallo e poi il rarissimo Moscato rosa di Parenzo. La vigna di Moscato Rosa che ho tuttora non è quella che aveva mio padre, perché quella è rimasta in Jugoslavia. Ci ho pensato quasi 30 anni prima di rimpiantarla, proprio perché è molto ostica e richiede tanto tempo.
Questa vigna è un mio ricordo dell'infanzia, è un amore e anche odio in un certo senso, perché chiaramente ci sono delle annate strepitose bellissime e delle annate veramente demoralizzanti. I terreni di mio padre, comprati da mio nonno all'inizio del 1900, che sono rimasti in Jugoslavia, quando la Slovenia è entrata in Europa, io li ho presi in affitto, ho disboscato, ho ripristinato i muretti a secco, piantato gli ulivi che ora coltivo.